Batte velocemente la Pisana, quasi a sorpresa, però sono ben piazzati i difensori dell'Alitalia. Sul fronte sinistro il tocco di Laurato al centro, dove c'è Capitan Cervini che prova a convergere verso il centro, poi con il destro, palla che finisce fuori. Il cambio di gioco lì dalla destra, dove corre un compagno. Si abbassa il solito Laurato a prendere palla. Cervini viene liberata a centrocampo. Cervini, c'è Cesaro che accompagna l'azione. Poi da quella parte la parata plastica di De Angelis. Lì vicino da Carnevali. Lancio profondo, un tema frequente della partita. L'aggancio praticamente impossibile di Cervini. Ma che cosa ha fatto Cervini? Il gol del pareggio della Pisana. Un funambolo pazzesco, 1-1. Pericolosa questa azione, 1 contro 1. Laurato a convergere verso il centro, salta via un avversario, ancora Laurato, il passaggio dove c'è Cervini lì vicino, le tiro di Cervini, la doppietta personale, un altro gol fantastico del capitano della Pisana, 2-1. Riesce a recuperare anche questa, poi il doppio passo interessante del numero 8 che oggi sta facendo di tutto, ancora Cervini che avanza, prova a fare qualsiasi cosa. Ancora Capitan Cervini, il tocco lì vicino, dove c'è Laurato che con il destro ci prova. Palla che finisce fuori. Scavetto sotto a lanciare il solito Cervini che può puntare l'area di rigore in un 1 contro 3. Praticamente l'arrivo di Laurato lì dalla destra. Laurato con il destro e palla che finisce fuori. La Pisana riparte in contropiede e crea buchi nella difesa dell'Alitalia. Laurato prova ad andare via da posizione impossibile, riesce, ancora Laurato, servito da Cervini, è una sentenza con il destro, Laurato, 3-2 per la Pisana, risponde subito. Laurato per Cervini, il tocco corto lì vicino. Ancora Cervini, prova ad andare via di forza da solo Cervini, Cervini con il destro, De Angelis la mette fuori, ancora Cervini, straordinario.